Roberto. Allora, la chiesa di Sant'Antonio è una chiesa di origini trecentesche, costruita su uno sperone del Monte Plauris a 850 metri d'altezza. È una chiesa particolarmente legata al mondo proprio alpestre, quindi al mondo come vivevano in quel periodo lì. E difatti, tanto per dire, all'interno di questa chiesa una pala lignea del 1688 era stata commissionata dalla confraternita dei Pecorari. Quindi questa qua purtroppo è andata persa. Qui vediamo la chiesa di Sant'Antonio con un edificio in parte che è il romitorio, cioè lì nel periodo medievale vivevano degli eremiti, erano legati agli eremitani di Sant'Agostino, quindi quel posto lì era vissuto ancora quel periodo lì, è sempre collegato al mondo della pastorizia. Qui vediamo la chiesa dopo il terremoto del 76 che ha distrutto completamente l'edificio. Questa è la parte esterna della facciata, ciò che rimaneva con i rovi. Questa è la parte dell'abside. Questa chiesa qua dovete pensare che è stato un intervento particolare nel 1984, la seconda chiesa di Venzone ad essere ricostruita per mano dei venzonesi, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista di opera di lavoro, lavorando sabato e la domenica. Qui vediamo, dopo l'asporto delle macerie, la ricomposizione a terra del campaniletto a vela, quindi sono le pietre tornate a mettere nella loro posizione, l'anastilosi, simile a quella che è stata fatta nel Duomo. Un lavoro simile a quello del Duomo. Sì, è stata fatta. Qui vediamo il cantiere, vediamo in cima al colle l'arrivo della teleferica, perché Sant'Antonio si raggiunge solo a piedi e per portare il materiale abbiamo dovuto creare questo artificio, insomma, per portare sul materiale. Qui vediamo la costruzione della volta a botte del presbiterio. Ecco qua è l'intervento di copertura, qui stiamo mettendo le travi dell'orritura del tetto, come vedete d'inverno quando c'era la possibilità si andava su ogni momento per lavorare. Ecco, questa è un'immagine della inaugurazione della chiesa che è stata fatta il 1° giugno del 1985, è stato sull'arcivescovo di Udine, Monsignor Battisti. E qui vediamo l'arrivo degli affreschi, perché questa chiesa qua, pur essendo in montagna, possiede il ciclo d'affreschi più importante e più integro che abbiamo a Venzone. È un ciclo d'affreschi del 1530 che è stato realizzato da Gaspare del Negro, e sono degli affreschi che fortunatamente sono stati staccati, portati a valle prima del terremoto, nel 1974 sono stati staccati e per quello sono intatti, sono stati adesso riportati, rimessi, restaurati. Ecco, qui vediamo le immagini legate a Sant'Antonio Abate, queste sono le tentazioni di Sant'Antonio, sono i demoni che nel deserto tentano Sant'Antonio. E dopo ci sono altre quattro figure nella volta, sempre legate alla vita di questo santo. Ecco. Queste sono le immagini attuali. Queste sono le immagini attuali della chiesa. Ecco, questa chiesa, dico pur, è stato un intervento importantissimo perché, dico pur, i venzonesi, fatto sta che questa qua, pur essendo in montagna, è la seconda chiesa che è stata ricostruita dopo il terremoto. Nessuno avrebbe mai pensato di... Quanti anni quindi ci sono voluti per la ricostruzione? Un anno. Ah, un anno? Un anno, perché abbiamo iniziato il 1° maggio del 1984 con la messa che veniva celebrata e viene tuttora celebrata per un voto dei venzonesi a Sant'Antonio Abate, e lì nel pomeriggio abbiamo cominciato a pensare, prima di pulire l'edificio, quindi asportare le macerie, recuperare le pietre, queste cose qua, dopodiché siamo partiti quindi con l'intervento di pulizia e recupero del materiale, e in seguito diciamo, è stato fatto un progetto di ricostruzione, è stata fatta la teleferica. Per 9 anni è stata ferma lì com'è e poi per un anno di lavoro. Avete concluso. Bene.